Buongiorno da Padova, una mattinata di traffico congestionato in città per una serie di eventi, a partire dal corteo organizzato dalla sigla sindacale di ADL Cobas, che ha organizzato una manifestazione di protesta che durerà tutta la mattina. Il corteo infatti è partito alle 9 dalla stazione e arriverà intorno a mezzogiorno e mezzo davanti alla prefettura in piazza Tenore, toccando le principali vie del centro. Sono attese più di 500 persone, una manifestazione per chiedere la cancellazione del decreto Salvini e più contratti dignitosi per circa 12 milioni di lavoratori, e proprio a causa del corteo sono previsti anche scioperi dei sindacati di base che riguarderanno il trasporto urbano ed extraurbano, con corse a rischio anche negli orari di punta, e senza tener conto poi del fatto che in fiera sono presenti eventi importanti che richiamano molti espositori in città. Quindi traffico in tilt, Padova bloccata per tutta la mattinata. Dalla città per il momento è tutto, e spedisco la linea allo studio.